giunga da Lecce il più caloroso ben trovato, amiche ed amici di Ruote nella Storia. Ci troviamo oggi nella capitale del Salento con le sue meraviglie legate al barocco salentino, una città che non finisce di regalare sorprese, una città che non finisce di regalare meraviglie. Questo non soltanto con i suoi monumenti, con le sue meravigliose chiese, con lo strepitoso centro storico e con le tante persone che popolano questa vivissima città, ma anche con i gioielli che oggi si sono radunati qui in piazza Sant'Oronzo per Ruote nella Storia. Mi fa piacere che la città abbia risposto in questo modo, anche perché qui c'è una vecchia tradizione di auto, un Automobile Club che è una storia molto lunga, ci sta anche una storia di sport. Mi voglio ricordare che il Rally del Salento è cominciato nel 1957 e quindi ci sta diciamo, una cultura dell'auto e un amore più che curiosità, perché le curiosità si esaurisce in un attimo, l'amore continua. Dietro questi modelli bellissimi c'è un pezzo della storia dell'industria automobilistica del nostro paese, che è un pezzo della storia dello sviluppo del nostro paese. È merito di chi ha organizzato l'iniziativa, abbinando quindi questo duplice messaggio di attenzione verso ciò che esprime ciò che siamo e che siamo stati. Ruote nella Storia è nata dalla straordinaria intuizione del presidente dell'ACE, di ACI Storico, Angelo Sticchi Damiani. Bisogna dire che nonostante ormai decine, direi centinaia di tappe in tutta Italia di Ruote nella Storia, ma questa tappa di oggi qui a Lecce mi ha veramente colpito. Il calore, la passione, l'interesse, l'attenzione della gente. Mi piace creare questa analogia tra il patrimonio del centro storico col patrimonio di queste bellissime autovetture che sono la maggior parte progettate e realizzate dai carrozzieri più famosi che hanno fatto la storia delle auto italiane. Mentre la folla di curiosi ed ammiratori hanno guardato con interesse e meraviglia le auto in mostra in piazza Sant'Oronzo, i fortunati equipaggi hanno avuto la preziosa occasione di poter fare una visita guidata nel meraviglioso centro storico della città. Dal centro verso gli spazi più aperti per un'esperienza agonistica. Il piazzale di Sette Lacquare è stato teatro di una prova di regolarità per tutti i partecipanti. Un avvicinamento alla affascinante specialità dell'automobilismo che consiste nell'eguagliare il tempo imposto per la percorrenza di uno spazio stabilito. Questa è una Bugatti replica, è stata costruita in Olanda, aveva dei documenti olandesi, poi io sono riuscito a recuperarla dalla Svizzera e a portarla qui in Italia, l'ho immatricolata come Bugatti replica, molto bella come vede, poi gli ho fatto io degli accessori particolari tipo lo sterzo, che è uguale all'originale. Cosa cattura un innamorato di auto storiche come te in una vettura del genere? Qual è la cosa che ti cattura maggiormente? Ma devo dire che io per abitudine o perché mi piace usarle un po' di più e preferisco le Spider, anche perché noi viviamo in una zona che in teoria da aprile a settembre, ormai novembre, ci consente di utilizzarle. Diciamo, però nella scelta di determinati modelli che comunque sono modelli che hanno fatto la storia, questa è quella famosa del film Il Sorpasso, no? La scelta cade sempre su queste, coupé no. Il gustoso momento conviviale e la premiazione hanno completato l'intensa ed emozionante giornata meticolosamente curata dall'Automobile Club Lecce. Una risposta bellissima dal territorio locale di Lecce, non ci aspettavamo tanta partecipazione e tante macchine così belle. Ecco, è un altro modo per mostrare un nuovo volto di ACI che ovviamente mira anche alla valorizzazione di questo patrimonio automobilistico storico che a Lecce ha tanti gioielli nascosti, però noi piano piano li stiamo cercando e trovando tutti e finalmente li possiamo mostrare a tutta la cittadinanza in una cornice bellissima come è stata quella di piazza Sant'Oronzo.